Ministro, una giornata importante che si attendeva da molto, il Presidente non ha deluso, è uscito tra gli applausi giustamente. Il Presidente come sempre ha messo il punto su quello che è questa giornata, il volontariato prima di tutto, il volontariato che aiuta il nostro Paese, è la colonna vertebrale di tantissime attività. Nel volontariato si formano le persone che poi affrontano la parte amministrativa locale o nazionale. Io vengo dal volontariato e ne sono assolutamente fiero. Il governatore Zaia non ce l'ha fatta un po', l'accenno l'ha fatto all'autonomia. Insomma, io credo che Luca cerca di portare avanti appunto il tema dell'autonomia. Io dalla parte governativa lo sento mio assolutamente il tema dell'autonomia, con Boccia ne parlo ogni giorno, la legge quadro è pronta, dobbiamo incardinarla oltre che in CDM e poi passarla appunto alla Camera e al Senato perché venga votata, in modo tale che finalmente poi possiamo operare con la legge quadro, perché non soltanto il Veneto ma la Lombardia, l'Emilia Romagna e anche le altre regioni d'Italia che vogliono affrontare il tema delle autonomie locali possano trovare un percorso condiviso. Certo, non bisogna fare allarmismo o facile populismo sul tema dell'autonomia, non è tutto oro quello che luccica, è anche difficoltà, spesso non vuol dire soldi in più ma vuol dire legiferare più vicino al territorio, che è una grande cosa, una cosa importante. Ecco perché dobbiamo fare dei passi in avanti e io sono fiducioso che questo sarà il governo che porterà appunto l'autonomia in Veneto. Ha fatto bene ieri Benetton insomma, a mettere una croce sopra a Toscani. Guardate, credo che Toscani abbia detto delle parole vergognose, oscene, un errore profondo da parte sua di cui si prende le sue responsabilità e poi insomma la famiglia Benetton ha fatto le sue scelte, ma io non entro nel merito, entro che dobbiamo rispondere assolutamente a quelle 43 persone che sono morte sul ponte Morandi e dobbiamo continuare a fare un percorso per cui chi va sulle strade del nostro Paese, sulle autostrade, sulle ferrovie si senta sicuro, perché non possiamo affrontare altri morti. Ripeto, il governo ha posto importanti risorse sulle manutenzioni e sulle infrastrutture del nostro Paese che devono essere assolutamente sicure. Anche perché c'è l'episodio fresco purtroppo dell'incidente ferroviario. La massima vicinanza alle famiglie dei macchinisti che hanno perso la vita in questo incidente. Ripeto, le nostre ferrovie sono assolutamente sicure, però è chiaro che bisogna ancora di più porre l'attenzione alla parte delle manutenzioni.